Io credo che ancora di più ci sia necessità di un dialogo sull'economia reale e che ci sia questo appunto sguardo in avanti per poter diciamo, mitigare gli effetti negativi di queste incertezze che normalmente ci sono, ma che possa appunto portare a delle soluzioni condivise e a delle programmazioni condivise. Confindustria Veneto ha presentato il position paper con un messaggio per chi guiderà il Veneto una volta eletto alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Il documento vuole essere un invito al confronto, alla costruzione condivisa di una nuova agenda industriale e regionale, mirata a rafforzare la competitività, la sostenibilità e l'attrattività del Veneto, evitando il rischio di una crescente marginalizzazione rispetto ai grandi poli globali dell'innovazione, della finanza e delle competenze avanzate. Molte le tematiche sul piatto, dal lavoro all'ambiente, dalla ricerca all'ambito sanitario. Oltre al presidente, infatti, alla conferenza di presentazione era presente la squadra composta dagli advisor degli ambiti tematici e dai coordinatori settoriali di Confindustria Veneto. Qualsiasi regione, macro regione, Stato nel mondo che ha un'autonomia energetica ha una competitività maggiore dal punto di vista delle imprese. Vedere il Veneto che non è ancora riuscito a sviluppare con tutte le risorse imprenditoriali che ha e il territorio che ha una maggiore indipendenza energetica è un vero peccato. Speriamo con la nuova amministrazione di riuscire a sviluppare un dialogo per poter accelerare questo tipo di deficit o questo tipo di produzione interna che può ancora dare molto al territorio. Anche in ambito sanitario, soprattutto per evitare la fuga di cervelli, sono molti gli aspetti su cui puntare. Sulla ricerca, sullo sviluppo, sulla digitalizzazione, su investimenti da condividere con le istituzioni. Quindi deve essere fatto un lavoro a partire dalle scuole. Quindi l'istruzione deve nascere da lì per poi continuare con l'università e quindi una grande sinergia tra le strutture private accreditate del territorio e le istituzioni.